Buonasera, buonasera amici sportivi e benvenuti alla 10ª puntata di A Tutto Campo, weekend interessante dal basket, dal volley, le migliori notizie per lo sport agrigentino. Ne parliamo subito, immediatamente con i nostri ospiti, parterre des rois veramente di lusso. Partiamo da Jacqueline Donascimento, benvenuta Jacqueline della SEAP Aragona, la schiacciatrice della SEAP. Coach Franco Ciani, gradito ritorno ad A Tutto Campo, Buonasera. bentornato coach. Grazie. E Gerlando D'Aleo, vecchia conoscenza dello sport agrigentino e organizzatore principale della manifestazione, la partita del cuore biancazzurro. Grazie e buonasera a tutti. Subito copertina, poi torniamo in studio e parliamo di tanto altro. Arena il tiro e la rete! La rete! Arena! Arena! Arena, la corsa, il tiro e la rete! 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 Si è portato Petruccelli, ecco Colucci. Davanti a sé due avversari. Il genio, incalca! Attenzione, la palla in rete! È stato Bonafine. Partita del cuore lunedì 17 dicembre, ore 14:30. Allora Gerlando, come va la prevendita, come va l'entusiasmo? Spiegaci un po' il punto facci il punto sulla situazione. Beh, le cose vanno discretamente bene, è chiaro che l'Agrigentino come al solito aspetterà gli ultimi giorni per comprare i biglietti, perché ad Agrigento si sa che la gente vuole prima vedere per capire che cosa succederà. È chiaro che nessuno alla sfera magica, la sfera di cristallo. Noi stiamo lavorando tantissimo, stiamo facendo una campagna pubblicitaria a tappeto che coinvolga tutte le parti sociali della nostra città, dalle parrocchie, gli oratori, le scuole calcio, gli esercenti, i tifosi dell'Agragas in linea generale, quando anche insomma quest'ultimi sono ancora un po' storditi dagli ultimi avvenimenti societari. Il fallimento non ha fatto bene a nessuno, però voglio ricordare che questa partita del cuore non è la solita partita a cui magari siamo abituati a guardare in televisione. Per Agrigento ha molteplici significati. Innanzitutto è il primo momento in cui la tifoseria dell'Agragas può riunirsi tutte assieme. In questa occasione stanno giungendo ad Agrigento e giungeranno decine e decine di giocatori, ex allenatori, ex direttori sportivi. È una gara da parte di tutte quelle persone che hanno scritto le pagine più belle dell'Agragas a venire ad Agrigento per sostenere questa giornata, per sostenere i tifosi dell'Agragas. È come se venissero degli ospiti a casa nostra e noi non ci facessimo trovare. Non sarebbe chiaramente molto, come dire, accogliente da parte nostra. Bene, e questo potrebbe essere uno dei tanti motivi per cui dobbiamo accorrere in massa allo stadio per ringraziare
coloro i quali sono stati nel corso degli ultimi 30 anni i nostri beniamini, che oggi ritornano al capezzale dell'Akragas, se questo termine ovviamente improprio si possa utilizzare. Andremo a parlare della manifestazione nel corso della trasmissione. Ricordiamo Televide Agrigento, media partner dell'evento. Mister Coach Ciani, vittoria importante ieri contro Tortona. Ci racconti un po' appunto come si è sviluppata e come si è comportata la squadra? Ma senza dubbio è una partita difficile, come avevamo pronosticato, ma anche grande capacità da parte nostra di affrontarla con la giusta lucidità, con la giusta mentalità. L'inizio è stato un inizio molto equilibrato, in cui tutto il valore dei nostri avversari si è espresso, poi piano piano abbiamo trovato i piccoli adeguamenti, le piccole situazioni tattiche che ci hanno consentito di limitare alcuni loro punti di forza, e minuto dopo minuto siamo riusciti a prendere in maniera definitiva il comando dell'operazione. Siamo arrivati poi a un vantaggio prima dei minuti finali di grande sicurezza, di grande tranquillità sotto il profilo numerico. Direi una grande prestazione di atteggiamento da parte di tutti i giocatori. Stiamo giocando con una rotazione molto ridotta, abbiamo degli infortunati, quindi stiamo un po' sovraccaricando di responsabilità e di fatica qualcuno, però la risposta è stata di assoluto livello e ne siamo molto, molto contenti. Vogliamo ricordare gli infortunati, oltre ad Evangelisti? Sì, avevamo in rientro Tommaso Guariglia, ma sapevamo che ancora non era pronto per giocare una partita, soprattutto questo tipo di partita, una partita che tatticamente ha portato i nostri lunghi spesso a difendere sul perimetro, a cambiare con le guardie, e quindi chiaramente un po' l'atletismo, la fisicità, la struttura di Guariglia, unitamente al fatto che sta rientrando da un infortunio, diciamo, sarebbero stati messi in difficoltà, ecco, da questa caratteristica tattica, per cui abbiamo preferito rimandare il suo rientro alla gara di Casale Monferrato, dove invece sicuramente sarà in campo e sarà utile per noi. Continuiamo a parlarne nel corso della trasmissione. Jacqueline, allora, grande vittoria a Castelvetrano, 3-0 netto, la squadra non è mai stata in difficoltà. Sì, grazie a Dio siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti. Beh, le ambizioni della squadra sono chiare, noi vogliamo vincere questo campionato, dobbiamo vincere questo campionato, quindi ogni partita per noi è importante, quindi non guardiamo tanto alla classifica, alle avversarie, quindi ci concentriamo ad ogni partita per aggiungere i 3 punti che sono cosa vi ha detto l'allenatore dopo la partita? Dopo la partita non abbiamo parlato tanto, però in alcuni momenti abbiamo avuto qualche calo di attenzione, siamo andati un po' in difficoltà. Vediamo proprio le immagini, sì. Sì, però abbiamo lavorato nella settimana per questa gara e siamo riusciti a mettere in campo quello che abbiamo lavorato. I tuoi punti, quanti schiacciati e punti hai realizzato? Io non lo so esattamente. 5? Sì, io non ho fatto tanti punti così. La bicchiera invece è stata micidiale, sì, insieme alla Cammisa, sì, se non sbaglio, sì. Siamo oltre 20 punti. Sì. Grande le nostre giocatrici. Torneremo a parlare anche della SEA Paragona. Allora, se non abbiamo il collegamento con Palermo, perché c'era una situazione importante che riguardava appunto la cessione, che finalmente a quanto pare c'è stata, della società Rosanero ad una società londinese di cui non si conosce ancora praticamente il proprietario e chi c'è dietro. Io andrei subito con i risultati e classifica della Serie B, così vediamo proprio come il Palermo è in classifica, con ovviamente il risultato dopo il pareggio in casalingo con il Benevento di venerdì scorso 0-0, poi Cosenza Padova 2-1, Cittadella Salernitana 3-1, Cremonese Crotone 1-0, Ascoli Spezia 3-1, Carpi Lecce 0-1, Brescia Livorno 2-0, Perugia Pescara 2-1 e in corso Foggia Venezia, per una classifica che vede in vetta il Palermo con 26 punti, segue il Lecce 25 punti, neopromossa seconda in classifica, poi il Pescara, il Cittadella 23, Benevento e Brescia 21, Salernitana Perugia 20, Verona Ascoli 19, via via tutte le altre, poi chiudono Foggia e Livorno, Foggia con 8 e Livorno con 6 punti. Giallano, tu hai seguito la trattativa del Palermo, di questa cessione misteriosa
quando pare la settimana prossima si conosceranno i veri proprietari, perché ancora non si sanno i nomi. No, io per la verità non l'ho seguita, non conosco i risvolti. Oggi, così girando un po' sui giornali, su qualche pagina Facebook palermitana, sentivo parlare proprio di questa conclusione proprio in favore di questa società londinese quotata in borsa, per cui dovrebbero saltare i nomi fuori, credo, nei prossimi giorni, anche perché se è quotata in borsa bisogna anche in quel caso adottare le giuste cautele. Benissimo, allora passiamo subito alla Serie C, così abbiamo più tempo da dedicare sia al basket che alla pallavolo, con la classifica ed i risultati, perché c'è la Juve Stabia che praticamente sta prendendo il volo, e qui interessa molto questo primo posto alla nostra Jacqueline, in quanto il centrocampista della squadra campana è appunto il marito di Jacqueline, l'ex Acragas Bruno Visente, che dovremmo avere tra poco in collegamento. Dunque, se la regia mi passa i risultati e la classifica di Serie C, intanto li vediamo: Catanzaro Cavese 1-1, Regina Rieti 3-2, Viterbese Trapani 2-2, Juve Stabia Bisceglie 2-0, Monopoli Matera 1-0, Paganese Vibonese 1-1, Potenza Francavilla 3-1, Rende Casertana 0-1, Siracusa Leonzio 0-0. Per una classifica che vede appunto in vetta la Juve Stabia con 32 punti, il Rende a 27, il Trapani a 26, Catania e Catanzaro 24, le altre siciliane, il Siracusa a 12, la Sicula Leonzio a 18. Ne parliamo proprio con Bruno Visente, benvenuto alla Tutto Campo. Bruno, mi senti? Ciao Sa, prima di tutto buonasera. Ciao, buonasera a te, benvenuto. Grazie, grazie. Allora, saluto anche mia fantastica moglie, che so che è presente. Oi amor. Ciao Preta. Come gli hai detto? Ciao? Ciao Preta. Preta, cosa vuol dire? È un modo nostro di chiamarci. Ah, ho capito. Allora Bruno, abbiamo anche ospite il coach della basket della Fortitudo Agrigento, Franco Ciani, e Gerlando D'Aleo, che sicuramente conoscerai. Certo, giornalista agrigento. Ciao Bruno. Anche il mister e anche il mio amico Gerlando, che spero di vedervi presto, dai. E allora Bruno, sei in vetta in classifica, che effetto fa appunto essere centrocampista, il regista di questa squadra in vetta che a vele spiegate vola verso la Serie B? No, l'effetto e la sensazione sono quelle migliori possibili. Abbiamo un buon gruppo, comunque dall'anno scorso ha mantenuto un certo livello così di giocatore, andando anche a prendere altre piedine importanti, e così si vede quando si fa un progetto che si porta avanti da un anno all'altro, poi le vittorie e le conseguenze sono la maggior parte queste che stiamo vivendo adesso. Cosa è mancato secondo te ad Agrigento per non replicare appunto questo successo della Juve Stabia in Serie C? No, ma io credo che non solo ad Agrigento, ma in tutto il calcio nella Serie C manca veramente il progetto, manca veramente questa continuità che serve, che purtroppo la Serie C è così, un anno c'è, l'altro anno non c'è, le squadre falliscono, purtroppo succede questo che è accaduto pure con l'Acragas, quindi secondo me non solo ad Agrigento, però nella maggior parte delle piazze manca questo progetto un po' a lungo termine. C'è Gerlando che voleva farti una domanda. Bruno! Ehi, ciao! Ciao, vabbè, noi siamo amici e ci sentiamo anche fuori dal contesto giornalistico sportivo. Ti volevo fare pubblicamente i miei complimenti per questo primato e dire comunque che finalmente per te una stagione positivissima, raccogli veramente i frutti di tante fatiche, di tanti sacrifici, e te lo meriti proprio. Grazie Gie, grazie, come hai detto già ci sentiamo in privato, dai, un po' spesso. No, ti ringrazio Gie, ti ringrazio per le parole, sì, grazie a Dio ho passato 2 o 3 anni un po' così e ora finalmente stiamo, come hai detto te, prendendo i frutti magari dei sacrifici fatti in questi anni, dai, sono contento, dai, meno male che sta andando così. Bruno, tu a Natale sarai ad Agrigento, presumo?
per ovvi motivi. Sì, a Natale no, per essere sincero, perché noi abbiamo la partita il 26 col Francavilla, quindi il Natale nostro saremo lì a Brindisi, magari di tiro. Che abbiamo queste partite ravvicinate fino al 30 dicembre, poi va bene, poi dal 30 dicembre abbiamo la sosta e lì sì, scenderò lì ad Agrigento per stare un po' di giorni laggiù. Il 17 non potrai essere la partita del cuore allora? Questo sto ancora vedendo, perché abbiamo la partita con la Vibonese. Loro giocano a Vibo con la Vibonese, quindi il 16 e lì spero che il mister ci dia 2 giorni, cioè magari almeno solo lunedì libero, che così scendo. Credo di sì, comunque credo di riuscirsi, però vediamo un po' come va fino a lì. Come ti ho detto, per tutte queste partite così ravvicinate non lo so quale sarà il programma che ci darà il mister, però credo, ho detto pure già a Gerlando anche, che ho dato anche la mia conferma, perché il 99% sarò sì presente, con molto piacere. volevo approfittare, scusami Salvo, per ricordare che alla partita del cuore stanno aderendo tantissimi giocatori, tra cui anche Bruno. È una partita che è stata aperta a tutti, non è una partita ad inviti, non abbiamo invitato quel giocatore sì e l'altro no, anche perché 30 anni di storia dell'Akragas, capite bene che sono centinaia e centinaia di giocatori e non è facile riuscire a contattare tutti. Ecco perché abbiamo lasciato la porta aperta a tutti, quindi anche i giocatori più esperti, quelli più anziani, sanno che hanno il dovere di passare parola agli altri giocatori. Ecco, questo per precisare, qualora qualcuno avesse già visto alcuni nomi, come mai ci avete scelto questo e non altri. Non abbiamo scelto nessuno, abbiamo dato, abbiamo aperto la porta a tutti i giocatori. Quelli che avete letto, quelli che abbiamo spesso comunicato, sono quelli che hanno già dato conferma della loro presenza. È chiaro che per quelli della storia recente, degli ultimi 3 anni in Serie C, molti giocano fuori. Mi riferisco al Capitan Marino, piuttosto che a Bruno che lavora a Castellammare, ma ce ne sono tantissimi altri. C'è Pasquale Pane che gioca a Siena, Alessandro Buono a Cava dei Tirreni, Lorenzo Longo che gioca in Puglia. È chiaro che sono tutti invitati, ma è chiaro pure che molti, trovandosi in località lontane e comunque essendo appartenenti a giocatori, a società professionistiche, comunque c'è anche è legato anche alla concessione da parte della società a farli venire ad Agrigento. Bruno, domenica prossima partita importante per voi contro il Trapani, dunque torni in Sicilia, Trapani-Juve Stabia. Come la vedi questa partita, che è uno scontro al vertice? Vediamo la classifica mentre Bruno ci spiega appunto come affronterà. Sì. Poi ora abbiamo questa partita qua a Trapani, che va bene, è una partita che sarà difficilissima, perché anche il Trapani comunque, anche avendo i problemi che hanno avuto d'estate, però comunque hanno messo su un organico molto forte e lotterà secondo me anche loro fino alla fine per la vittoria del campionato. Noi andiamo ad affrontare come andiamo ad affrontare tutte le partite, perché veramente in questo campionato è abbastanza livellato, quindi puoi vincere contro la prima e poi perdere contro l'ultima, quindi è una partita che viene affrontata bene, sapendo anche con un pizzico di responsabilità in più comunque che se dovessimo uscire da Trapani con risultato positivo sarebbe veramente una bella cosa. Ovviamente però vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Ti fermerai ad Agrigento sicuramente passando da Trapani, no? No, non potrò rimanere, perché abbiamo la Sicola Leonzio poi in casa di infrasettimanale il 16. Okay. No, il 16 no, scusami, il 12. Quindi dopo 4 giorni, praticamente 3 giorni, quindi devo per forza rientrare con la squadra, perché non avremo neanche un giorno di riposo. Va bene, poi Vibonese Catania, Bisceglie Siracusa e Sicola Leonzio Regina chiudono il quadro delle siciliane per il prossimo turno. Io ti ringrazio per l'intervento da tutto campo, Bruno, in bocca al lupo per te, per la tua Juve Stabia, e ci vediamo prestissimo ad Agrigento, spero. Grazie, è stato veramente un piacere. Me la colgo anche l'occasione per mandare un abbraccio ai tifosi dell'Akragas, che comunque tutti sanno che sono veramente rimasti nel mio cuore, e tutti voi. Vi abbraccio e ci sentiamo presto. Dimentichi qualcuno però, Bruno, l'abbraccio più forte. Alla mia moglie, però poi appena lei esce da lì sarò già in contatto con lei, sicuramente. Ok, scuso. Ciao. Va bene, un bacio. Grazie, ciao Bruno. Ciao.
come l'affronti questa distanza? Sì, è da gennaio che siamo già così, che ho scelto di rimanere qua. Da una parte, cioè, non posso neanche dire che è un sacrificio, perché i sacrifici sono un'altra cosa, però è una cosa bella. Io ringrazio anche a Nino l'opportunità che lui mi ha dato, il presidente di Giacomo. Sì, di Giacomo, perché in Brasile purtroppo non ho avuto questa opportunità di giocare, e qua lui mi ha dato. Ti ha valorizzato, sì. Sì, mi ha dato questa opportunità. E anche con la distanza, così che devo stare lontano sia da Bruno che dalla mia famiglia, che già non è una cosa molto buona. Certo. Grazie a Dio sto vivendo questa esperienza benissimo, e soprattutto perché qua ad Agrigento, non è per dire, sia l'Akragas rimarrà per sempre la squadra, no? Nel nostro cuore, ma anche la città ci ha accolto di una maniera che è meravigliosa. Tu sei molto vicino al mare, abiti vicino al mare. Sì, per cui... sì, al mare pure. In Brasile non ce l'ho il mare vicino. Dove sei tu non c'è il mare. Per cui ne approfitti. Quando Bruno è venuto qua, quando siamo venuti qua 3 anni fa, che abbiamo saputo che c'era il mare, dice no, prendi la casa più vicino a Savia, al mare possibile. Più vicino di così si muore, perché è proprio Due passi, io ricordo 2 passi dalla spiaggia. un video l'anno scorso con te e tuo marito che palleggiavate a mare, tu tra l'altro sei una giocatrice di calcio eccezionale pure. Perché calcio nel sangue, mio papà è calciatore, quindi... Ti ha insegnato tutti i trucchi. Sì, è nel sangue mi sa, perché non è che mi allenavo, non è che... Viene proprio così. Cioè fai giri nel mondo, palleggi, sei bravissima, complimenti. Grazie. Allora, torniamo a parlare di calcio giocato, Serie D. Dovremmo avere un servizio, però prima di ogni servizio che lanceremo oggi avremo un saluto di giocatori che giocheranno, appunto, saranno presenti alla partita del Cuore Biancazzurro. Dunque, prima di ogni servizio vedremo un ex giocatore che parlerà, e poi il servizio subito dopo lo vedremo subito dopo. Prego la regia, poi torniamo in studio. Ciao a tutti, sportivi di Agrigento e tifosi dell'Akragas. Anch'io sarò presente alla partita del Cuore Biancazzurro, che si svolgerà lunedì 17 dicembre alle ore 14:30 allo stadio Essenito di Agrigento. Sarà un pomeriggio di festa, ma anche di solidarietà, per cui vi aspetto tutti. Un abbraccio di cuore da Ciro Capuano. Ciao! Rossi per il Città di Messina di Capitan Fragapane, dall'altra parte in tenuta Granata c'è la Cireale, primo sussulto del Città di Messina al minuto 3, qui Cannino recupera il pallone, va sul fondo, mette il pallone dentro Cannino, arriva Cangemi che svetta più in alto di tutti e porta in vantaggio il Città di Messina, è il primo gol in trasferta di questo campionato per la formazione giallorossa, sfadato dunque il tabù che fino a questo momento non aveva visto il Città di Messina trovare il gol lontano dalle mura amiche. Occhio però alla reazione della formazione acese, il pallone che viene messo dentro, un po' di confusione in area di rigore, il pallone che viene crossato verso Campanaro che ci prova, Paternini sulla linea, gridano al gol quelli della Cireale, non però per il direttore di gara, secondo cui la palla non ha oltrepassato tutta la linea. In ogni caso, che emozioni e che parata per Sebastiano Paternini, ancora Cireale in possesso del pallone, qui però Savonarola se lo fa sradicare da Bonamonte che lancia verso Di Vincenzo, prova Di Vincenzo con il destro, pallone sull'esterno della rete. È un buon Città di Messina che continua a spingere qui con Cangemi, pallone sul secondo palo, Iannò mette giù Galesio e allora per il direttore di gara è calcio di rigore, alla chance il Città di Messina per raddoppiare sul punto di battuta. Ancora Alessandro Cangemi che ha l'occasione di trovare la doppietta, pallone da una parte, portiere dall'altra e 0-2 Città di Messina al 22esimo. Alessandro Cangemi segna ancora, occhio però alla reazione della Cireale che è immediata qui con Bellomonte che mette dall'altra parte la sfera, arriva a Manfredotti, ancora Bellomonte che però viene rimpallato alla difesa del Città di Messina sul corner successivo. Gambuzza mette di poco alto sopra la traversa, dall'altra parte Galesio prova a liberarsi, ancora Galesio in area di rigore, destro potente, pallone alto sopra la traversa, si scusa con i compagni. Grane in casa Città di Messina, infatti si infortuna Bonamonte al suo posto dentro Quintoni, occhio Iannò, pallone con il destro,
Paternini scivola in uscita e Manfredotti trova il gol dell'1-2. Tutto riaperto al Tupparello con la rete dell'attaccante di mister Romano, che approfitta della sbandata del Città di Messina, che si ripropone in avanti con Di Vincenzo, bravo Biondi, poi Galesi in rovesciata, ancora il Città con Gangemi, il pallone finisce in calcio d'angolo. Dal corner successivo Quintoni mette dentro, smanaccia Biondi, prova la conclusione di Vincenzo, rimpalla dalla difesa della Cireale. Sulla ripartenza Leotta mette dentro, ma Fragapane sventa il pericolo mandando il pallone in corner. E ancora il Città di Messina che si propone in avanti qui con Galesio che stoppa, manda per Cangemi, bellissima triangolazione delle due, ancora Galesio che si presenta alla conclusione. Biondi è bravo a mettere il pallone fuori dalla portata della rete. Finisce così il primo tempo, 1-2 tra Cireale e Città di Messina. La doppietta di Cangemi, il gol al 38esimo di Manfredotti. Parte bene però la formazione ospite nel secondo tempo qui con Cannino che va al destro, Biondi fa buona guardia, ancora in avanti all'altra parte la Cireale, il cross dentro, tutto solo, Campanaro ringrazia e fa 2-2. Se lo sono persi quelli della Città di Messina. Campanaro acciuffa il pareggio quando siamo al 50esimo. La Cireale si rifà sotto, padroni di casa adesso galvanizzati, calcio di punizione, Manfredotti prova a girare, pallone sul fondo. Occhio però ai Granata che adesso ci credono davvero, doppio cambio nelle file della Città di Messina. Entreranno Princi e Nicosia per cercare di cambiare qualcosa. Viene allontanato il team manager d'Alessandro. Occhio al break di Berra, ci ha abituato a grandi discese. Qui salta due avversari, ancora il centrale difensivo Tommaso Berra, non lo ferma nessuno, allontana la difesa della Cireale. Si resta sul 2-2 al Tupparello quando è Manfredotti a scappare sulla sinistra, va vuoto Fragapane, ancora Manfredotti che mette dentro, pallone verso Savanaro, la conclusione, Paternini c'è e dice di no all'ex Messina. Ultima chance per la Cireale, Madonia mette nel corridoio, ancora per Manfredotti, ha la chance per il gol del 3-2, manda altissimo il pallone, Fragapane allontana e arriverà il triplice fischio di lì a poco. Finisce 2-2 tra Cireale e Città di Messina, 0-2 per la formazione ospite nei primi 22 minuti. Poi il vecchie conoscenze del calcio agrigentino, Peppe Savanarola e Giuseppe Madonia adesso nella Cireale, 2-2 in casa con il Messina. Ne abbiamo parlato 7 giorni fa con Andrea Lodato di Cireale, appunto il giornalista che ci ha spiegato un po' come funzionava il crowdfunding che ha fatto la squadra catanese. Hanno raccolto una bella cifra e hanno praticamente presentato la squadra in Serie D, cosa che ad Agrigento, Gerlando, non siamo riusciti a fare, ma ne parleremo dopo. Subito classifica e risultati di Serie D: Barino Cirina 4-0, Cittanovese Portici 2-1, Marsala Palmese 0-2, Messina Troina 2-2, Rotonda e Gia Virtus 1-2, Turis Gela 5-1, Città di Messina 2-2, Locri Castrovillari 1-2, San Cataldese Roccella 3-1, per una classifica che vede in vetta sempre il Bari del presidente De Laurentiis con 33 punti, segue la Turis con 27, prima siciliana il Marsala con 22, poi il Gela a 20, San Cataldese a 18, Troina e Acireale a 15, Città di Messina a 13, Messina 9 punti, Gia Virtus 9 punti. Un bel campionato della San Cataldese che da diversi anni milita appunto in questo torneo, e la Cireale, appunto, che dicevo, con questa operazione di azionariato popolare sta cercando di mantenere la categoria. Adesso basket, abbiamo Franco Ciani, dunque ne approfittiamo, ovviamente torniamo sulla vittoria, però prima, coach, volevo farti vedere una intervista che riguardava il tuo collega avversario di Tortona, per vedere quello che ha detto nel post partita, poi torniamo in studio. È stata molto più continua di noi nel corso della partita, e questo secondo me è stata la chiave, la loro capacità di essere presenti su tutti i possessi per tutta la durata del possesso. Quindi, al di là di qualche particolare aspetto tecnico, la chiave per noi è
estendere i minuti positivi e cercare di migliorare la nostra capacità di ritrovare le idee, di ritrovare la compattezza nel corso della partita quando le cose non funzionano per ovvi motivi che portano la nostra squadra a non essere precisa, a non essere sempre ad un livello di qualità del gioco alto o per merito degli avversari. Noi al di là dei meriti dei nostri avversari, noi dobbiamo trovare con continuità il modo di allenarci, di migliorare, di stare insieme, perché è chiaro che viene fuori tutto il nostro essere una squadra ancora alla ricerca di identità, ancora alla ricerca di solidità, e quindi con un po' di salute, un po' di continuità in allenamento contiamo di migliorare al più presto. Possesso palla, Fortitudo al top secondo l'allenatore del Tortona, è d'accordo Coach Sciani? Sì, riguarda un po' il discorso che facevamo all'inizio, cioè quello della solidità mentale e dell'organizzazione del gioco, nel senso che in questo periodo siamo molto bravi a lavorare per tutti i 24 secondi di ogni azione, sia in attacco che in difesa, a non avere fretta, ad avere molta fiducia e pazienza e anche magari a trovare la giocata estemporanea nel momento in cui siamo in difficoltà. Però ecco, la pazienza, la capacità di muovere la palla, di giocare insieme da un lato e di difendere insieme dall'altro, oggettivamente in questa partita si sono viste in modo particolare, quindi credo che nell'analisi di Ramondino ci sia ovviamente questo tipo di valutazione. Risultati e classifica del nona giornata, se non erro. Decima giornata del torneo di Serie A2 di basket, con appunto la vittoria della Fortitudo Agrigento contro Tortona 71-60, ma abbiamo anche Cassino Leonis Roma 61-63, l'ultimo in classifica a 0 punti, coach ci è andata vicina ancora una volta ma rimane ferma a 0. Virtus Roma Rieti 75-85, Treviglio Trapani 101-99, vedo partite tiratissime comunque, Legnano Monferrato 84-88, 71-60 quella nostra, Capodorlando Scafati 97-65, Biella Siena e Bergamo Latina sono state inviate rispettivamente al 12 e al 18, Treviglio diciamo contro Trapani 101-99, come... Non so se hai avuto modo di vedere questa partita. No, non l'ho ancora vista, ma insomma è la fotografia del gioco che in questo momento le due squadre attuano, c'è tantissimo ritmo, tantissima predominio direi dell'attacco sulle difese, punteggi alti. Treviglio ci ha insegnato qui che se può giocare a briglia sciolta è capace di fare canestro sempre, è stata l'unica squadra che ha vinto qui. Quindi oggettivamente credo sia proprio l'espressione del tipo di pallacanestro che oggi fanno sia Treviglio che Trapani, anche se insomma conoscendo i due allenatori sono anche convinto che qualche miglioramento difensivo su tutti e due i fronti ci sarà nel prossimo futuro, perché sono due allenatori che anche sotto questo aspetto chiedono molto, e quindi credo che alla fine gli faccia piacere segnarne 100 ma molto meno subirne 100, ecco, per cui sicuramente qualcosa vedremo in chiave futura. Vediamo la classifica del girone: Virtus Roma 16, Agrigento e Bergamo 14, Rieti, Leonis Roma e Casale Monferrato 12, Orlandina e Latina 10, Treviglio 10, Siena 9, Trapani 8, insieme a Scafati e Biella, Tortona 6, Legnano 4, Cassino 0. Prossimo turno Agrigento va a Casale Monferrato, che dista proprio 2 lunghezze da noi. Sì, partita difficile, abbiamo un ciclo di partite adesso assolutamente di alto livello e di grande difficoltà, la trasferta di Scafati, questa in casa con Tortona che si è giocata ieri, andiamo a Casale Monferrato, poi verrà qui la prima in classifica a Roma, quindi insomma, e poi avremo il derby a Trapani, quindi onestamente credo che non ci manchi niente in questo periodo. 16 dicembre Virtus Roma al Palamoncada, poi 23 dicembre la di vigilia di Natale a Trapani, un trittico di partite
importante. Sì, sicuramente in questo momento dobbiamo mantenere questa nostra solidità, perché ci sarà assoluto bisogno in queste 3 partite contro squadre che hanno una identità tecnica e tattica ben precisa, e quindi dove dovremmo essere capaci noi di portarle sul nostro terreno e non accettare la sfida su quello che invece è il terreno dei nostri avversari. Cocciani, ricordiamo anche a chi si avvicina al basket da poco e chi segue anche la Fortitudo o chi pensa di seguirla, che ad esempio la partita del 16 dicembre contro la Virtus Roma è una partita importante non solo perché la Virtus è prima in classifica, perché questa è una squadra che è la storia del basket italiano, ha vinto scudetti, non so se anche coppe europee o comunque sì, una squadra che insomma non più tardi di 6 o 7 anni fa fece la finale scudetto, quindi insomma non parliamo di una società o di un club che giocava ad alti livelli nella notte dei tempi, ecco, è una cosa recente, e quindi è una squadra, è una società che è l'espressione di una società fortemente motivata a ritornare ai livelli che le competono e che sono quelli che storicamente ha sempre occupato. Dobbiamo invitare i tifosi ovviamente a seguire la Fortitudo Agrigento, special modo contro la Virtus Roma il 16 dicembre e poi per tutto il campionato. Tu Gerlando volevi porre una domanda a Cocciani? Sì, no, vabbè, era relativamente alla partita di ieri, perché gliel'avevo anche anticipato prima che iniziassimo la trasmissione, il fatto che è vero che avete vinto con un ampio margine, però i primi 2 parziali sono stati abbastanza combattuti, e quando anche insomma cercavate di prendere il largo, eravate sopra anche di 10 o 15 punti, arrivavano puntuali i tiri da 3 dei vostri avversari, e poteva essere anche motivo per disunirsi un attimino. Sicuramente sapevamo che la pericolosità perimetrale era uno dei punti di forza assoluti di Tortona, è una squadra composta da tiratori, una squadra dove ci sono 4 tiratori che tirano con oltre il 40% da 3 punti, quindi oggettivamente questa era una cosa che ci aspettavamo, e all'inizio non avevamo oliato bene determinati meccanismi di rotazione e di aiuti, anche perché poi loro dentro l'area con Garri, con Tuoio, con Doia, insomma, sono altrettanto pericolosi, per cui quando abbiamo sistemato, accettando tutta una serie di cambi sistematici che avevamo provato in settimana, ma che ci tenevamo lì come opzione in caso di bisogno, e il bisogno c'è stato, quindi l'abbiamo utilizzata, ecco, e questa cosa che sembrava rischiosa, perché alla fine ci trovavamo spesso con un lungo contro un tiratore e una guardia contro un lungo, però sicuramente ha destabilizzato quelle che erano le geometrie volute da Tortona, e infatti abbiamo subito 8 bombe nei primi 2 quarti e ne abbiamo subite 2 nei secondi 2 quarti dopo questo cambiamento difensivo, quindi evidentemente non gli abbiamo fatto trovare più quel ritmo di tiro che all'inizio avevano. Ricordo che in uno soprattutto nei primi 2 quarti uno di loro ha fatto un tiro da 3 davanti a Cannon, sembrava veramente roba da cartone animato. Sì, succede, qualche volta succede, e poi l'importante è che ci accorgiamo che è successo e che proviamo a cambiare qualcosa, però insomma alla fine oggettivamente dobbiamo anche fare una valutazione complessiva e non dimenticarci che questa partita l'abbiamo vinta subendo 60 punti, non è che ne abbiamo subiti 90, quindi oggettivamente anche quelle bombe, per esempio una cosa che nei primi 2 quarti loro non hanno mai, quasi mai attaccato la nostra area, segnato da sotto, ed è chiaro che non si può pensare di giocare una partita mantenendo il 50% da 3 punti su 30-35 tiri come sarebbe stata la prosecuzione dei secondi 2 quarti sulla falsariga dei primi 2. Quindi abbiamo, secondo me, avuto la pazienza e la capacità di fare piccoli accorgimenti, e alla lunga le cose importanti gliele abbiamo negate fin dall'inizio, e questo ci ha sono dato... state anche un paio, se non più di 2, come dire, interventi arbitrali che hanno fatto e non poco arrabbiare il pubblico al Pallamoncaro. Sì, non mi ricordo degli arbitri, ho dei vuoti di memoria che mi colpiscono, e ho scelto da 30 anni di non parlarne, non lo farò fin quando non decido di smettere di allenare. Quando non lo faranno arrabbiare... Esprimo qualche parere dopo. No, in un caso seppure è arrabbiato abbastanza. No, vabbè, no, adesso ovviamente era una battuta e scherzo, mi sono arrabbiato anch'io, però sicuramente dobbiamo calcolare che non c'è malafede, ci può essere l'errore, ci può essere l'arbitro più capace, meno capace, in giornata felice, più esperto, meno esperto, insomma. La partita con Latina, al di là del nostro errore di farci trovare nei pressi di Tavernelli,
è frutto di 3 errori arbitrari negli ultimi 10 secondi, conclamati, chiari, e dovremmo star qui a dire che abbiamo perso la partita di Latina per colpa di questo. Abbiamo perso perché abbiamo fatto degli errori anche noi e lasciamo che gli arbitri facciano il loro. Poi è chiaro che sul momento, con l'adrenalina della partita, ogni tanto esprimo anch'io qualche disappunto, però insomma. Allora, saluto del prossimo giocatore della partita del cuore biancazzurro, poi spot e poi rientriamo in studio. Ciao a tutti sportivi di Agrigento e tifosi dell'Agragas, anch'io sarò presente alla partita del cuore biancazzurro che si svolgerà lunedì 17 dicembre alle 14:30. Sarà un pomeriggio di festa, ma soprattutto di solidarietà, quindi colgo l'occasione per invitare quanto più gente per divertirci insomma assieme. Un bacio dal vostro Ciccio Vindigni. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Eccoci tornati in studio. Jacqueline, sabato prossimo importante scontro contro il Pedara al Palla-Nicosia. Sì. Speriamo di avere tanto pubblico per questa partita, inizio alle ore 18. Sì, no, noi speriamo che i tifosi vengano sempre a sostenerci, è bello avere sempre così lo sport in città, quindi per noi è molto importante avere il 7° giocatore in campo, diciamo così. Questa settimana dobbiamo preparare la partita, ma come ti ho detto prima, ogni partita è importante, non dobbiamo guardare chi è dall'altra parte della rete, dobbiamo affrontare la partita sempre con serietà e fare il nostro meglio, sempre. Con quale giocatrice hai legato più della SEA Paragon? Le giocatrici? Quelle siamo rimaste, siamo io, Francesca, Cosumano, Cristiana. Però io un po' con tutti, tu mi conosci un po', io faccio amicizia un pochettino veloce, ma queste dell'anno scorso sono quelle più vicine, anche la Libero Marangò mi è piaciuta tanto, la saluto. Ciao. E la tua nazionale? La gigante Marcelo, Camilla? Certo, ovvio. Com'è stato il ritorno, perlomeno avere in campo infatti, Camilla? Io non lo so se lei sicuramente si è giocato. Io la prima volta che qua in Italia sono con una brasiliana così, è bellissimo, sia a livello di cultura, ma lei particolarmente è una ragazza fantastica. Lei è del nord del Brasile forse? No, lei è un po' al centro in Brasile, io sono del sud, lei è al centro. Parlate in portoghese ovviamente quando sì. È difficile guardare, anche con Bruno così quando lui era qua, è strano un po' parlare italiano. Bene Jacqueline, allora io ti farò parlare portoghese con delle persone che abbiamo in collegamento. Prego la regia di passare. Vediamo se la regia passa appunto il collegamento che abbiamo. Con delle... E allora, adesso tu devi parlare perché non so cosa sono i genitori di Jacqueline do Nascimento,
papà, il mestre Dopograu, benvenuto. Sì. Come si dice? Ho detto benvenuto. Non so. Bem-vindo. Pai. Lá embaixo. Pai, tá Oi, vindo? Quinha. Oi, benção, pai, mãe. Deus abençoe, filha. Tudo Oh, bem? guarda me indietro là in quel quadro. Ah, sei tu nella foto. Non mi piace quel quadro. Onde ma está allora você não agora? Pai, eu falei pra ele que eu não gosto desse quadro, mas vocês não tiram ele daí. Hã? Eu falei que eu não gosto do quadro, mas vocês não tiram ele daí de casa. Quadro? É. Deixa você ali, você está muito linda ali. Eles estão dando bem-vindo, pai, aqui, a mãe. Ah, sim, Quinha. Dì a papà se segue ovviamente la Sea Salvatore, Paragona. que é uma honra a gente voltar a falar novamente. E eu quero deixar um forte abraço para ele e para todos os ouvintes dele, entendeu? Da emissora. E que a gente está muito feliz em poder participar desse programa com vocês aí. Sono contenti in fare parte qua della trasmissione. Sì, ricordiamo che 2 anni fa o 3 anni fa siamo stati protagonisti insieme ai tuoi genitori, soprattutto a tuo padre, di una iniziativa benefica là a Paraná, a Sarangi, Sì, praticamente con dei bambini a cui abbiamo inviato del materiale sportivo, scarpe, completini e tuo padre è allenatore ancora di questa squadra. Sì, Ô, Kim, Sì. Oi, mãe. aqui, Kim, ó meu filho aqui. Oi. Ah, è uno dei bambini, sa? Ah, questo è uno dei bambini Uno della dei scuola, bambini che della scuola fanno calcio. nella scuola calcio. Sì, mio padre ha un progetto in Brasile per bambini, soprattutto quelli più, diciamo, quelli più carenti, che non Sì. hanno... che non... Più bisognosi, sì. Sì, Você tá vendo a gente? Sì, pai. Mãe, peraí, deixa eu falar aqui, peraí. E niente, questo aiuto, Piccolo aiuto che abbiamo dato. Sì, sa, però è stato di un impatto grandissimo là in Brasile, insomma hanno fatto anche come si dice? Un servizio nazionale Sì, nella un rete servizio nazionale. nazionale. Sì, ho Infatti visto. il ragazzo, quello protagonista, Sì, sì. che di quella, lui, tante persone lo hanno voluto aiutare, lo hanno portato a fare i provini in altre squadre così per cercare di aiutare, quindi anche nella sua vita, lui stesso ha detto che è cambiata dopo quello che avete fatto, diciamo. Quindi mio padre era felicissimo, è felicissimo anche mia madre di partecipare qua con te e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. Grazie a lei, mestre, per quello che ha fatto ovviamente e che continuerà a fare per questi bambini. Sì. Traduci. Pai, Oi. ele está agradecendo o pai por tudo que o pai fez pelas crianças, porque eu falei daquela reportagem que aconteceu, que o Greg ele foi... Que bastante gente ajudou ele, a vida dele mudou depois daquela reportagem e ele está agradecendo o pai por tudo que o pai faz pelas crianças aí, e a mãe também. Ah, sim. Então, olha, eu fiz tudo que fiz na minha vida, eu fiz com alegria, eu fiz com amor. Eu acho que foi uma pequena contribuição que eu pude dar após 20 anos de carreira. Então eu pedi muito a Deus para que eu pudesse retribuir as crianças e pudesse, às vezes, talvez assim, dar até iniciativa na vida de alguns, né? Não, e eu agradeço muito, primeiro a Deus, e agradeço também, principalmente ao Salvatore aí, quando vocês levaram aquela matéria, que fizeram aquela publicação aí, o tanto que foi dado em ajuda aqui para as crianças. Eu me sinto orgulho quando a minha equipe entra em campo e entra com aquele uniforme. Eu mi sento honrado. Aspetta che traduci, mestre, un attimino. Peraí, pai, deixa eu traduzir aqui, senão Traduci, eu não vou lembrar. Jacqueline. No, lui ha detto che tutto che ha fatto nella sua vita ha fatto sempre con molta felicità, con tanto amore.
e lui per 20 anni ha giocato professionista e per retribuire tutto il bene che il calcio lo ha dato così, che Dio attraverso del calcio lo ha dato. Lui ha cominciato questo progetto con i bambini e ha detto che lui a te ringrazia tutti qua, tutti che hanno partecipato di quel regalo, perché ogni volta infatti perché lui sempre gioca con il completino che avete regalato voi, quindi per lui è una felicità, un onore che quella piccola cosa che lui ha cominciato là in Brasile per aiutare lì è arrivato fino a qua e voi qua avete questa generosità di aver aiutato, quindi lui è felicissimo. La ripeteremo questo tipo di iniziativa, perché no, insieme alla partita del cuore, Gerlando, anche con il basket, perché no, insieme alla Fortitudo. Io saluto ovviamente il mestre Dobugrau, ho detto bene, il papà di Jacqueline con la signora Carmen, il bambino della scuola. Ovviamente auguro tutto il bene possibile al papà di Jacqueline, perché so che non ha passato un bel periodo, però grazie a Dio Jacqueline adesso è tutto a posto, per cui glielo vuoi dire? Infatti io mi sono emozionata un pochino adesso che l'ho visto. Pai, ele tá mandando abraço pro pai, pra mãe. Tá ouvindo? Ok, sim, eu ouvi sim. Ele soube. E da mesma forma a gente retribui esse abraço para ele aí, e a gente agradece muito assim por ele estar sempre nos lembrando de nós aqui. Que Deus abençoe. Esse aqui é um bambino da escolinha. E olha aqui um garoto aqui que é uma promessa nossa aqui. Que Deus coloca a mão sobre ele aqui e deixa o tempo encarregar. Portatecelo all'Acragas allora, che ne abbiamo bisogno. Grazie mestre, grazie. Come si dice? Grazie, molto obrigado. Obrigado mestre, obrigado. Ciao pai, ciao mãe. Ciao. Ciao, fica com Deus. Deus abençoe vocês. Amém, ciao. E allora? La volta scorsa glielo abbiamo fatto al mister, questa volta a te, che mi dici? No, mi sono emozionata perché, come ti ho detto, sono state alcuni mesi un po' brutti. Scusa, ma che mi emoziono. Bene. Gerla, come lo organizziamo questo aiuto a questa comunità? Beh, si può fare, quando bisogna fare del bene, credo che non mancano né le idee né le possibilità. È chiaro che organizzare una manifestazione per scopi benefici aiuta anche affinché tutto riesca bene. Quello che stiamo facendo noi è chiaro che ha un'impronta sportiva, un'impronta calcistica, un'impronta sociale, perché vuole mantenere vivo la fiamma del tifoso, la fiamma per questi colori. Bene. Però è chiaro che quello che ci dà la forza di fare tutto è senza dubbio il pensiero che lo stiamo facendo per aiutare qualcuno. Cosciciani, organizziamo veramente qualcosa per questa scuola di calcio bambini brasiliani, perché noi insieme al basket? Assolutamente, noi in questi anni anche sul territorio, insomma, quello che potevamo fare, abbiamo cercato di essere sempre presenti e appoggiare e fare magari in prima persona delle iniziative, per cui credo che la nostra società, insomma, sia sempre attenta e pronta a raccogliere inviti e a fare del bene a persone che meritano con il loro impegno di essere aiutati, senza ombra di dubbio, o per le problematiche che magari qualcuno può avere, quindi credo che non ci tireremo indietro. Benissimo, persone che senza nulla chiedere offrono il proprio aiuto agli altri, una cosa bellissima. Allora, classifica e risultati della volley, della Serie A2. Condor Mediolano 1-3, Ardi Palermo Battipaglia 3-0, Giarra e Nemesi 3-1, Castelvetrano 6 a Paragona 0-3, Reggio Calabria Terrasini 3-0, Nola Santa Teresa e Riva 1-3, ha riposato il pedale. Vediamo la classifica. Santa Teresa di Riva 21 punti, Giarre 19, Sia Paragona 18, Catania e Calabria 15, Arde Palermo 12 e poi via tutte le altre, con a chiudere Nola e Battipaglia. Il prossimo turno la Sia Paragona affronterà il Pedare che ha 11 punti. Abbiamo parlato proprio con Jacqueline, che dici Jacqueline, questa partita ne parlavamo poco fa al Palasport, vogliamo invitare i tifosi a venire numerosi il sabato alla pallavolo e poi la domenica
Al basket. Passando per l'Acaragaz possiamo dire il primo pomeriggio. Bravo, facciamo il weekend sportivo. Weekend sportivo. Allora, abbiamo un breve servizio, poi torniamo in studio, che riguarda la Colimbetra Nuoto, un'iniziativa importante del nostro sponsor. Un saluto di un altro giocatore, non vi dico chi, lo vedete ora, il servizio e poi torniamo. Ciao a tutti sportivi di Agrigento e tifosi dell'Agras. Anch'io sarò presente alla partita del cuore biancazzurro lunedì 17 dicembre alle ore 14:30 allo Stadio Seneto. Sarà una giornata di festa ma anche di solidarietà, per questo vi aspetto numerosi. Un abbraccio da Lele Catania. Abbiamo iniziato la produzione di questi attrezzi nel 2008 con una hydrobike completamente automatica, in cui il maxi rotore ha 4 marce e dà la possibilità di modulare la resistenza in funzione della marcia e soprattutto del numero delle pedalate e nel caso specifico della palestra in acqua delle bracciate. Siamo presenti in tutto il mondo. Il tipo di attrezzatura può servire sia per fare fitness che per fare riabilitazione a 360 gradi, training, potenziamento muscolare eccetera. Parliamo per esempio di atleti di alto livello tipo rugbisti, pallavolisti, ciclisti, calciatori. Con questi attrezzi hanno la possibilità di potenziare i muscoli e ovviamente avere degli effetti in pratica molto più efficaci che fare un potenziamento a secco. Nel campo specifico del nuoto questi attrezzi servono anche per simulazione dei vari stili di nuoti. Immaginiamo un fondista che fa 100 km al giorno, si mette sulla macchina e ha lo stesso risultato ma rimanendo fermo. Quindi poi ci sono dei video specifici dove per ogni attività viene spiegata la funzione di questi attrezzi. Siamo appena rientrati dalla Cina dove abbiamo 2 distributori e una delegazione verrà in Italia per fare formazione e soprattutto montaggio, smontaggio eccetera, perché la Cina è un mercato molto vergine e appetibile per questi attrezzi. Abbiamo fatto un contatto con un gruppo che gestisce 160 impianti, di cui devono inaugurare uno a febbraio e hanno fatto un investimento di 8 milioni di euro e inseriranno i nostri attrezzi. E possiamo dire una cosa, che in Cina ci sono 300 milioni di cinesi che hanno i soldi che non sanno dove metterli. Per cui è un mercato appetibile, superiore al mercato americano, che il mercato americano per noi è finito, perché quando andiamo a vendere in America dobbiamo sempre abbattere i prezzi perché non hanno possibilità di investire e vogliono investire solamente su attrezzi di scarsa qualità. Atleti a livello di Totti, Strootman, Salah e altri usano i nostri attrezzi a livello riabilitativo. Al Colimbetra Nuoto, dove il Spataro, che è anche il nostro amico, abbiamo deciso di dargli l'esclusiva su Agrigento per promuovere questi attrezzi. Infatti la nostra presenza oggi è quella soprattutto di fare delle demo dimostrative e dargli il massimo dell'assistenza perché questo articolo diventi popolare anche in Sicilia. Allora, un sogno che diventa realtà. Io principalmente devo ringraziare il Signor delle Donne che mi sta dando la possibilità di far conoscere questa attrezzatura, queste macchine che sono innovative. Quello che io vorrei comunicare a tutte le persone: veniteci a trovare, venite a provare le nostre macchine e rimarrete sbalorditi. Dunque, prima prova gratuita all'Hotel Tre Torri per queste attrezzature acquatiche della Colimbetra Nuoto, della S Nuoto, appunto, che sono a servizio della Colimbetra Nuoto presso l'Hotel Tre Torri. Chiunque voglia, anche la squadra di basket, non lo so, la squadra di pallavolo, può fare una prova gratuita proprio all'Hotel Tre Torri, nella piscina coperta
dell'Hotel Tre Torri con la Colimbetra nuoto. Allora la regia mi dice che sono riuscito a trovare delle immagini di quel ragazzo brasiliano che aiutammo insieme ad altri bambini appunto di qualche anno fa in Brasile, in quell'iniziativa, che fu ripresa questo servizio da una emittente importante brasiliana, Rede Globo se non ricordo male, importante televisione nazionale, e che riguarda appunto solo Akragas, la trasmissione di Televide Agrigento, che appunto si inviò insieme a tantissime altre persone, Televide Agrigento ed altri sponsor, materiale che servì appunto a questi bambini per continuare a farli sognare appunto questo loro sogno appunto di intraprendere il mondo del calcio. Questo è proprio il papà di Jacqueline qualche anno fa. Benissimo. Detto questo, andiamo subito, che dobbiamo scivolare velocemente con il calcio. Promozione Akragas, risultati e classifica del torneo di promozione. Vediamo se la regia mi passa i risultati con l'Akragas che ha pareggiato 2-2 a Monreale, Casteltermini Villabate 4-0, Camarat è sconfitto 2-0, Racalmuto è vinto col Borgonovo 2-0, Salemi Partinico 4-0, per una classifica che vede il Salemi, se non ricordo male, in vetta con 31 punti, San Giorgio, Mesilmeri, Monreale e Casteltermini seguono subito dopo e sono in zona playoff praticamente, perché vedete i colori proprio diversi delle scritte della classifica. L'Akragas è a ridosso praticamente dei playoff a 3 punti, l'Olimpica Akragas con 20, appaiata insieme all'Ercara, poi in fondo Camarat 11, Villabate 10 e Borgonovo 3 punti. Abbiamo appunto delle immagini che riguardano adesso la rassegna stampa odierna riguardante proprio l'Akragas, questa partita con Salema appunto, come vedete, che è stato vittorioso 4-1 via via le altre partite. La pagina che interessa è quella subito dopo con l'Akragas. La Sicilia titola "L'Akragas non sa più vincere, adesso si spera soltanto nel mercato di dicembre per un girone di ritorno da record. Meritavamo di vincere", commenta a caldo il tecnico Falsone, "purtroppo dobbiamo fare buon viso al cattivo gioco, nulla da dire ai miei ragazzi che hanno tenuto testa a un avversario ben organizzato che si è rafforzato in questi ultimi giorni. Adesso attendo un cenno di assenso da parte della nostra società per infoltire la nostra rosa e guardare al futuro con maggiore speranza. Vogliamo raggiungere la zona playoff e con i nuovi arrivi punteremo decisamente in alto." Gerlando, mister Fassone appunto spera in questi rinforzi, il mercato si è aperto il 2 dicembre, l'Akragas ha bisogno di rinforzi. Assolutamente sì, anche perché c'è la piazza che si aspetta qualcosa. Io oggi pomeriggio mi sono sentito con Giovanni Amico, col presidente in pectore dell'Olimpica Akragas, ovviamente abbiamo parlato della partita del cuore biancazzurro e insomma abbiamo parlato di futuro, non è escluso che insomma arrivino presto diversi nuovi giocatori che faranno al caso dell'Olimpica Akragas e che potrebbero servire in ottica quantomeno playoff. Ovviamente non si deve perdere tempo perché il calcio del mercato è iniziato, giocatori che sono pronti ad accasarsi da altre parti, per cui si deve correre velocemente, manca la materia prima, lo sappiamo tutti, i soldi, per cui senza quelli purtroppo non possiamo fare mercato. Però vedi, dall'altra parte c'è il discorso che venire a giocare ad Agrigento per diversi giocatori è stimolo e anche motivo per rinunciare eventualmente a qualche emolumento più importante rispetto a quanto prenderebbero magari in altre piazze. Agrigento comunque fino a 6 mesi fa era tra i professionisti in Serie C, nonostante diverse categorie di differenza rispetto alla passata stagione. Comunque è una piazza importante, comunque sia gli allenatori sia i giocatori spendono volentieri un anno della loro vita per venire a giocare ad Agrigento, anche se non percepissero grandi cifre. No, Libertas Racalmuto, Olimpica Akragas il prossimo turno. Eccellenza, andiamo subito a vedere l'Eccellenza con i risultati della classifica del torneo, massimo torneo regionale di calcio. Cus Palermo Marsala 4-0, Licata Sant'Agata 0-0, Canicattì Castellammare 7-0, Caccamo Profavara è stata rinviata per quanto riguarda le agrigentine che sono proprio in vetta, che in classifica nel torneo di eccellenza regionale Girone abbiamo il Canicattì che ha superato il Licata
che è stato fermato in casa a Sant'Agata, il Canicattì invece ha stravinto 7-0 contro il Castellammare, dunque Canicattì 32, Licata 31, la Pro Favara che deve recuperare una gara a 9 punti, sta provando ad evitare i play out, la squadra favarese. Speriamo bene con le agrigentine che vanno alla grande nei tornei regionali. Prima categoria, risultati e classifica. Vediamo a Gira Nicosia rinviata, Branciforti Ravanuso 1-0, Nissa Master Pro 0-1, Empedoclini Raffadali 3-1, Aragona Caltanissetta 3-2, Gemini Leonfortese 0-4, Villarosa Armerina 0-2, per una classifica che vede in vetta Appaiate, Empedoclini e Master Pro San Cataldo a 22, Armerina che segue a 21, Raffadali 16, Ravanusa 10, Aragona 10, Gemini 8, chiude Caltanissetta con 1. Io dico solo le squadre agrigentine. Prossimo turno da segnalare Caltanissetta, Empedoclina e Master Pro Branciforti insieme ad Armerina Atletico Aragona. Calcio a 5 Serie B, classifica e prossimo turno, perché non si è giocato il torneo di calcio a 5 questa settimana. L'Agragas giocherà contro l'Agriplus Mascalocia l'8 dicembre, sabato 8 dicembre, per una classifica appunto che vede la squadra agrigentina con 9 punti in classifica e cercherà appunto di salvarsi, perché questo è il primo anno di professionismo per il calcio a 5. Calcio a 5 che ha anche un'altra bella realtà in Serie C2, l'Agrigento Concordia Futsal, che vedete ha vinto il derby 8-2 contro il Città di Canicattì, per una classifica che vede proprio in vetta la squadra del presidente Piscopo con 16 punti insieme ad Alcama e Menfi e altre agrigentine, Atletico Canicattì a 12, Gemini a 9 e Città di Canicattì a 5. Dunque in bocca al lupo ai ragazzi del Concordia Futsal che gioca le sue partite interne al villaggio Peruzzo, appunto nel torneo di Serie C2. Abbiamo la pallamano velocemente con la Serie 2 femminile, continuano a perdere le ragazzine di Lillo Gelo, vede 31-13 contro la più forte e quotata capolista Marsala, poi 22-15 Ciria Licata e 20-26 Messina Aretusa, ancora a 0 punti il Girgenti, Marsala a 16, Messina a 12, Aretusa 8, Ciria 7, Licata 5. Fanno meglio i maschietti perché in Serie B la squadra, la pallamano Girgenti vince a Scicli di 1 punto, 30-31, e grazie a questa vittoria si ritrova in classifica, dovrebbe essere al secondo posto, appunto primo posto con l'Albatro, la pallamano Girgenti a 8 punti, Scicli e Reusa 7, via via tutte le altre. Volevo segnalarvi anche, prima di dare la parola a Gerlando per la conclusione, della festa dello sport promossa da Alconi. Saranno premiati diversi atleti di varie discipline, si terrà venerdì 7 dicembre alle ore 17 allo spazio Temenos di via Pirandello. Non mancate ovviamente. Gerlando? Sì, volevo aggiornare su alcune novità rispetto alla settimana scorsa, invitare tutti quelli che vogliono seguire l'andamento e l'arrivo, mancano 15 giorni alla partita del Cuore Biancazzurro, potete seguirci sulla pagina Facebook La Partita del Cuore Biancazzurro, lì troverete diverse novità. Tra queste ovviamente il fatto che 8 scuole calcio hanno aderito a questa partita, quindi 8 scuole calcio della città, le voglio indicare e ve le voglio anche ringraziare pubblicamente: la Libertas 2000 di Catalana e Iacono, il Colle Verde di Gaetano Longo, l'Acra Soccer di Dino De Rosa, l'Atena di Giovanni Soccio Gerofalci, l'Agrigentum di Mauro Miccichè, la SD Porto Empedocle di Raimondo Filippazzo, l'Arcobaleno Favara di Stefano Valenti e l'Angelo Cuffaro Raffadali di Claudio Garziano. Queste parteciperanno tutte con le categorie 2010-2011 e faranno da anteprima alla partita tra Agragas Legend e All Stars Sicilia. Ricordo che abbiamo invitato a questa manifestazione le maggiori società sportive, tra cui ovviamente anche la Fortitudo Moncada. Ieri ho parlato direttamente col presidente Moncada, si è detto entusiasta, e quindi farete passerella, non vi faremo giocare mister, così non si infortuna nessuno, farete passerella assieme alla pallavolo, la pallamano, l'Agragas Futsal e anche qualcuno degli atleti agrigentini di altre discipline che ci renderanno onore della loro presenza. E questo è quanto. No, beh, assolutamente, insomma, se possiamo
testimoniare, ecco, la nostra partecipazione, con la nostra partecipazione l'importanza di questo evento e soprattutto l'importanza per quello che è il futuro di una realtà sportiva cittadina che è sempre stata di assoluto livello e che credo debba ritornare, mi auguro possa ritornare. Ho vissuto un po' tutta l'epopea in questi miei ultimi 8 anni ad Agrigento, no? dalla risalita sportiva e queste situazioni, quindi ho vissuto un po' in prima persona quello che emotivamente tutto questo percorso ha creato negli sportivi e quindi mi auguro che l'Agragas possa quanto prima ritornare a competere al livello che la città, i suoi tifosi e la società meritano. Bravo mister, tra l'altro conviene con me quando Gerlando parlava di passerella, che la passerella migliore la faranno sicuramente le ragazze della pallavolo, con tutto il rispetto per il basket, converrà sicuramente con me su questo. Non ne dubito assolutamente. Jacqueline. Sì, no, io sicuramente ci sarò. Anche perché dovrebbe arrivare qualcuno. Infatti, ma anche se non ci fosse Bruno, certo. Anche se non c'è Bruno verrai, certo. Sì, no, io comunque vorrei approfittare anche allo spazio a ringraziare sia il mister, a te Gerlando e anche a te Sa. Vorrei anche approfittare e dire anche un grazie a Biagio che in quella 2 o 3 anni fa anche ha partecipato di questo. Io vi ringrazio per la generosità di tutti. E faccio un saluto a tutti e soprattutto al mio amico, tuo papà Elio e alla tua madre Concetta, spero vedervi a breve. Ok, è tutto, io scusate, vi saluto e vi rinvio alla prossima settimana, arrivederci. Ciao a tutti, sportivi di Agrigento e tifosi dell'Agragas. Anch'io sarò presente alla partita del Cuore Biancazzurro che si svolgerà lunedì 17 dicembre alle 14:30 presso lo stadio Esseneto di Agrigento. Sarà un pomeriggio di festa, ma anche di solidarietà, quindi vi aspetto numerosi. Un saluto da Armando Pantanelli. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.